20 miliardi e 800 milioni, di questi 12,8 sono già previsti nei bilanci regionali, 6 legati alla TAV, 2 da recuperare. La Giunta regionale ha adottato il nuovo piano dei trasporti che sostituisce quello del 1990 e che ora passerà al Consiglio per eventuali osservazioni con l'approvazione definitiva entro 2 mesi. Fin dall'inizio si è manifestata la necessità di fare un piano dinamico, un piano elastico, perché se noi avessimo fatto un piano statico molto probabilmente tra 3 anni sarebbe stato un piano vecchio, superato, che era da cestinare e da rifare. Cosa abbiamo usato? Abbiamo usato la metodologia del piano processo, quindi un piano che analizza un quadro conoscitivo del Veneto allo stato attuale. Cioè il Veneto in questi anni ha risposto alla crisi attraverso una crescita dell'export e una crescita esponenziale del turismo. Questi due elementi molto positivi per l'economia veneta hanno causato gravi disagi sulla rete dei trasporti, congestione, incidenti, inquinamento. E quindi la sfida del piano è di rendere sostenibile la competitività del Veneto. Il piano prevede 37 azioni, alcune fisico-strutturali e altre organizzative. È prevista il raddoppio della Maerne-Castelfranco, la progettazione che stiamo già facendo anche della Castelfranco-Bassano, è già finanziato il raddoppio della Ponte sul Brenta a Padova e Vigo d'Arzere, che sicuramente migliorerà il trasporto pubblico locale. La TAV forse non si ha ancora idea che cosa comporterà il quadruplicamento della linea da Verona a Venezia, perché comunque ci troveremo nelle condizioni di avere un binario dedicato all'alta velocità e al treno merci, un altro binario dove si libereranno un sacco di tracce da poter dedicare al trasporto pubblico locale. L'assessore De Berti ha poi annunciato un'importante novità. Ci sarà l'integrazione tariffaria a livello provinciale, quindi nel 2020, perché noi stiamo lavorando in silenzio, ma nel 2020 arriveremo alla prima applicazione dell'integrazione tariffaria, quindi di quello che tutti conoscono, diciamo, come biglietto unico. Dopo aver fatto un'applicazione alle province e visto ovviamente i pro e i contro o che cosa c'è da correggere, passeremo a livello regionale. Però anche sul biglietto unico stiamo procedendo in maniera spedita e anche il biglietto unico sarà uno di quegli strumenti che permetterà di incentivare l'uso del mezzo pubblico.